1 al 15 luglio, mondiali di parapendio, impianti Boscherai, dietro Birreria Pidavena. Vivi l'emozione del mondiale. Oggi siamo al Paradelta Club di Feltre. Venite con me perché vi farò vivere delle emozioni incredibili. Ciao ragazzi! Ciao. Allora, che cosa state facendo? Ma Vedo una bella piantina. sì, è una cartina di volo con tutte quante le montagne che riguarderanno l'area di volo della zona. Stavamo un po' confrontando appunto sulla zona del Monte Avena del Feltrino per andare un po' verso sud e trovare delle boe alternative, diciamo. Quindi oggi si parla di parapendio. Sì, parliamo di parapendio, questa ala volante che con pochi chili di peso ti porta per aria e che ha un po' portato molte persone a volare. Tu prima accennavi a un percorso di volo. So che c'è un evento molto vicino, a breve. Vuoi parlarcene tu? Sì, e dall'1 al 15 luglio ci saranno i mondiali di parapendio e quindi ci saranno 48 nazioni con tutte le nazionali, 151 piloti che parteciperanno a questo importantissimo evento. 3 anni fa siamo andati a Belgrado, abbiamo presentato la nostra candidatura e c'erano anche altre 7-8 nazioni e siamo riusciti, presentandole in un certo modo, a farci affidare i mondiali in Italia per la prima volta, perché sono circa 30 anni che si fanno i mondiali ed è la prima volta che vengono fatti in Italia. Quello lassù è il Monte Avena, dove noi andremo adesso a lanciarci, andremo a fare un volo da lassù ed è la partenza di quasi tutte le prove del mondiale. La nostra area di volo va dalla zona, per capirsi, di Schio, Vicenza fino alla Val Pusteria, quindi Brunico, e scendere per Bolzano e Trento, perché noi dipendiamo dalla meteo. Quindi io posso anche mettere giù adesso il tema di gara che verrà fatto il 3 luglio, il primo giorno di gara, ma poi quel giorno magari mi trovo costretto a cambiare tutto, quindi magari io volevo dare il classico che è qui, che è Feltre, Belluno e ritorno a Pedavena, la gara proprio classica, proprio la classicissima, e invece quel giorno mi trovo costretto a farli andare a atterrare per esempio da tutt'altra parte, a ovest, sulla zona di Levico Terme. Oh, ma chi è? Aspetta, perché qua sta succedendo qualcosa in diretta, eh? Ma allora lui chi sarebbe? Vuoi presentarmelo tu? Lui è la mascotte dei mondiali, ciao! Ah, la mascotte dei mondiali! Allora guarda lì, saluta casa. Perfetto, allora lui ci sarà e ci saremo anche noi. Il percorso dipenderà un po', come abbiamo sentito, anche dall'aspetto insomma meteorologico, quindi dipenderà anche dal tempo. Io adesso direi che prendiamo la nostra mascotte e andiamo a vedere la zona di decollo. 3, 2, 1, go! Siamo finalmente arrivati nella zona di decollo del Monte Avena e andiamo subito ad intervistare, eccoci qua, chi sei? Ciao, sono Di Brina Giampiero, presidente del Paradelta Club Feltre e responsabile della sicurezza dei mondiali di quest'anno. Perfetto, allora noi siamo troppo curiosi di sapere che cosa stai facendo. Fammi vedere, spiegami un attimo la tua attrezzatura. Stiamo decollando, parapendio, cordini, poi si può spiegare tutto un po' tecnico, però insomma è abbastanza semplice come materiale, come struttura del Quindi in parapendio. sostanza tu stai per volare, giusto? Volare, esatto. Bene, allora con lui vedremo la fase di decollo, tutti pronti, eccolo. I primi 5 minuti sono sempre un po' titubanti, le gambe che tremano, dopo ci si abitua, ma per noi fuori è libertà. Adesso andiamo a prendere le nuvole, speriamo di girare insieme a un'aquila, che di solito capita anche qui. La cosa più bella è il momento quando stacchi i piedi da terra
e in quel momento ti senti il cuore in gola e stai per volare. Noi siamo pronti, questo è il momento della vestizione. Ne basta uno per rimanere agganciati, quindi tu adesso sei agganciata, puoi essere seduta o in piedi, ma sei agganciata. Quindi seduta o in piedi, ma Agganciata. sicura al 100%, Tranquilla. Questa diciamo è l'imbragatura di base. Certo, adesso ci Bene. colleghiamo insieme. Adesso... Perché noi andiamo giù in doppio. Sì. Il biposto si può fare diciamo dai 5-6 anni di età fino a, abbiamo portato anche delle persone di 90 anni, per dire, quindi non è assolutamente un problema. Ok, quindi è un'esperienza che possono fare tutti. Sì, io la chiamo un'emozione dolce. Allora voi dovete ricordarvi di correre in decollo in modo tranquillo, quindi noi andremo in questa direzione, ok? Voi siete in piedi sull'imbrago, girati, e tu dovrai correre come anche voi a piedi stretti. Siete pronte? Prontissime, emozionatissima. Allora, noi la paura non sappiamo neanche che cos'è, attenzione. Oggi si vola 3, 2, 1, sport! 3, 2, 1, go! If you can get me out of here, you can have your key back. This is where I start to have fun. Chetti, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Dai, a bruciapelo le tue emozioni. Meraviglioso, la prima volta che volavo e il momento del decollo, fantastico. Sono 31 anni che volo e ogni volta è un'emozione incredibile. Ogni volta è un viaggio, È vero? un viaggio nell'aldilà. Abbiamo visto in volo anche un personaggio di spicco. Allora, abbiamo qui il vice sindaco e vorrei sentire anche la sua emozione in prima persona. È stata una bellissima emozione, come ha detto Maurizio, è un'emozione dolce, perché la sensazione che ho avuto da subito è una sensazione in realtà di tranquillità, di vedere la tua feltre dall'altro, vedere quanto bella è e di sentirsi bene e aver voglia di riprovare da subito. Io so una cosa del vostro gruppo che trovo molto interessante e molto bella, voi siete tutti volontari. Sì, assolutamente sì, siamo tutti volontari, è un progetto partito da distante 4-5 anni fa, prima organizzando la Coppa delle Alpi, poi i campionati italiani, premondiale e mondiale, e ormai siamo una cinquantina di volontari che veramente stanno facendo delle cose interessanti. E ovviamente siete uniti tutti da un unico grande obiettivo che è la passione per il volo, giusto? Sì, siamo tutti appassionati di volo, chi magari da 30 anni come me, chi da pochi anni, perché chiaramente uno magari è entrato anche negli ultimi anni facendo il corso di parapendio ultimamente, così, però è una passione che prende. Allora, io so che questi piloti hanno tutti un ruolo specifico anche nell'organizzazione dei mondiali. Io vorrei sentire anche da loro ognuno che ruolo ha e che cosa poi va a fare oggettivamente. Allora, se vuoi venire con me ci avviciniamo. Qui abbiamo Carlo Zendin che si occupa della parte elettronica del tutto, quindi video, monitor e tutto quello che riguarda l'elettronica. E la parte audio per la musica e gli speaker che saranno di
il servizio in quei giorni. Quindi c'è anche animazione, insomma. Sicuramente, soprattutto quella, per tenere un po' unito anche il gruppo e le persone che poi collaborano durante la giornata. Insomma. Quindi è un evento bello da vedere, diciamo, per gli amatori di questo sport, ma anche per chi magari non si è mai avvicinato a questo tipo, diciamo, di disciplina, giusto? Esatto. Eccoci qua, siamo riusciti a raggiungerti senza distruggere la vela. Allora, dici qual è il tuo ruolo? Allora, il mio ruolo è di animazione e promozione della manifestazione nell'ambito del territorio. Quindi legato ad altri club e ad altre manifestazioni ci ospitano per promuovere i mondiali e quindi farci conoscere. Perfetto, quindi tu sei il primo promotore dell'evento. Sì, non in questa veste, in un'altra, ma non facciamolo sapere. Abbiamo svelato, non si può dire chi è Sky, non si sa. Non sono il solo. Ah, non sei il solo. Perché comunque è un impegno importante, faticoso e mi alterno con dei compagni nel reggere questa icona di Sky. Bene, allora ti lasciamo con la domanda chi è Sky e andiamo a conoscere un altro pilota. Eccoci qua. Ciao. Ciao, allora noi vogliamo sapere il tuo ruolo nell'organizzazione del mondiale. Ancora precisamente non so cosa mi metteranno a fare, comunque sono... Tu sei un po' jolly. Sì, esatto. Il presidente del comitato organizzatore del mondiale ci spiegherà gli eventi collaterali. Molti gli eventi collaterali previsti in occasione dei campionati mondiali. Iniziamo sicuramente alla grande col passaggio delle frecce tricolori a noi dedicato, quindi al mondiale il Monte Aveno 2017, passeranno a Feltre la sera del 28 di giugno, i dettagli sono ancora da fissare, però ci sarà questo passaggio in occasione della conferenza stampa di apertura aperta al pubblico, dove presenteremo tutto il programma appunto degli eventi collaterali del mondiale, che dall'1 al 15 luglio coinvolgerà tutto il territorio feltrino. Nell'area del Boscherai verrà allestito un maxi schermo dove sarà proiettato in tempo reale una ricostruzione 2D e 3D della gara, quindi la posizione dei piloti in tempo reale, e questo ci è permesso tramite dei dispositivi che in ogni momento ci dicono la posizione esatta dei piloti. Questo verrà trasmesso anche sul canale YouTube dedicato all'evento e quindi chiunque anche da casa potrà seguire l'andamento della gara. Ci permetterà appunto di fare una telecronaca in diretta dell'atterraggio e quindi chiunque potrà vedere cosa sta succedendo in ogni momento. Bene, allora dall'1 al 15 luglio, mondiali di parapendio a Feltre. Dal Paradelta Club di Feltre, per oggi è tutto e noi vi salutiamo con un 3, 2, 1, Sport! Dal 1 al 15 luglio, mondiali di parapendio, impianti Boscherai, dietro Birreria Pidavena. Vivi l'emozione del mondiale.